Benvenuti, oggi è lunedì 28 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:10 e tramonta alle 19:46. La luna si leva alle 6:11 e cala alle 21:02. Oggi è Santa Valeria. Il nome Valeria deriva dal latino Valerius, a sua volta da valere. Valere, essere forte e sano, è un cognomen diffuso nell'antica Roma e che indicava originariamente la gens Valeria. Oggi 28 aprile è la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro ed è il nostro momento per fermarci e riflettere. La sicurezza è un diritto, non un'opzione. Ogni giorno 6.000 famiglie perdono un caro a causa di incidenti o malattie legate al lavoro. Pier Silvio Berlusconi celebra oggi il suo 56esimo compleanno. Imprenditore e figura di spicco nell'industria mediatica, dall'inizio degli anni 2000 guida il settore televisivo e l'impero editoriale fondato dal padre. Ha iniziato la sua carriera nel marketing di Publitalia e Italia 1, diventando poi responsabile dei palinsesti Mediaset e membro del comitato esecutivo del gruppo. È padre di 2 figli con la conduttrice Silvia Toffanin. Ilary Blasi compie oggi 44 anni. La sua carriera televisiva ha preso il volo nel 2001 con la partecipazione al programma Passaparola. Successivamente ha lavorato con Fabio Fazio in Che tempo che fa su Rai 3 e ha sposato l'ex calciatore Francesco Totti nel 2005. È madre di 3 figli, Christian, Chanel e Isabel. Ha condotto programmi di grande successo come Le Iene su Italia 1 e Grande Fratello VIP su Canale 5. Nel 2021 ha debuttato come conduttrice dell'Isola dei Famosi. Penelope Cruz, celebre attrice, festeggia oggi i suoi 51 anni. Ha iniziato la sua carriera cinematografica giovanissima e ha ottenuto fama internazionale con film come Blow e Vanilla Sky. È stata candidata 4 volte agli Oscar, vincendo come migliore attrice non protagonista per Vicky Cristina Barcellona. Ha ricevuto numerosi altri premi, tra cui un BAFTA, 3 Goya e un David di Donatello. Nel 2018 è stata nominata agli Emmy per la sua interpretazione di Donatella Versace in American Crime Story. Nel 2021 partecipa alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove riceve la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Il 27 aprile 1945 il destino di Mussolini si compie in modo drammatico. Nel tentativo di fuggire in Svizzera travestito da sottufficiale tedesco viene catturato da partigiani insieme alla sua amante Claretta Petacci. Il giorno successivo, il 28 aprile, Mussolini e i suoi compagni vengono fucilati, ma c'è di più. I corpi vengono esposti a Piazzale Loreto a Milano, il luogo stesso dove meno di un anno prima il fascismo aveva mostrato al mondo i corpi di 15 partigiani uccisi. Ma lo sapevate che Giove è così grande che al suo interno starebbero tutti gli altri pianeti del Sistema Solare? Questo gigante gassoso, con la sua forte attrazione gravitazionale, domina tutto ciò che lo circonda, possiede anelli costituiti da polvere e difficili da vedere dalla Terra, scoperti nel 1979 solo grazie alla sonda Voyager 1. Buon inizio settimana ai 12. Ecco che la luna in Toro si fa crescente e inizia una fase che porta speranza allo zodiaco. Vediamo come. Ariete. Nel vostro caso questa luna propone una certa attenzione alla vostra realtà economica, patrimoniale e pratica. Magari delle spese impreviste potranno essere il leitmotiv di questa giornata un po' complicata.
Toro, oggi la Luna, congiunta al Sole nei vostri gradi, quadra con Marte in Leone e Plutone in Acquario. Sono due aspetti molto forti che sollecitano molto il nervosismo, ma anche la vostra voglia di trasformazione e di imporre le nuove condizioni che vorreste dare al vostro establishment di vita. Gemelli, una Luna oggi che si fa abbastanza intuitiva, pensierosa, che vi aiuterà anche a capire un po' le intenzioni degli altri, anche a essere di soccorso a tutta una serie di persone in difficoltà che possono trovare in voi conforto e una parola amica. Cancro, la Luna oggi, il vostro astro da spettacolo, si fa crescente nella sua ancora non distaccata congiunzione dal Sole. Auspica che voi troviate un po' il bandolo della matassa, proprio perché la Luna quadra sia a Marte che a Plutone ed è molto impegnativo oggi affrontare le energie della giornata che richiederanno una gran pazienza. Leone, siete uno dei protagonisti di questo assetto planetario a 3 pianeti molto complesso e complicato. Marte è proprio nei vostri gradi e la Luna quadra e rincara l'opposizione di Plutone, che esige da voi una notevole capacità d'adattamento in una situazione un po' difficile. Vergine, tutto il bailam planetario di oggi non solo non sembra tangervi, ma anzi addirittura Luna e Sole sono in trigono. Magari vi permetterà di sorvolare su tutta una serie di difficoltà rispetto agli altri o degli altri, sui quali avrete una funzione un po' mediatrice e pacificatrice. Bilancia, voi siete abbastanza distanti da queste tafferugli zodiacali, anche perché Marte e Plutone sono vostri amici e vi mettono nelle condizioni di gestire un po' meglio tutte le faccende di ordine pratico ed amministrativo. Inizia una settimana in cui i risultati e i segnali del vostro lavoro saranno da prendere assolutamente sul serio. Scorpione, una giornata oggi veramente molto complicata, Sole e Luna in opposizione, la doppia quadratura di Marte e di Plutone. Oggi è uno di quei lunedì in cui sicuramente non siete troppo contenti di sfidare un po' quello che il destino ha in serbo per voi, ma ci riuscirete e in serata avrete tra l'altro una sorpresa. Sagittario, la giornata di oggi prevede un Marte e un Plutone in accordo con voi e le beghe della Luna sono abbastanza distanti. Marte e Plutone in ogni caso vi propongono una scelta, siete un bivio, dovete scegliere tra la praticità e la vostra voglia di costruire qualcosa per il futuro. Capricorno, sempre assennati e assolutamente consci della situazione circostante, la Luna, seppure oggi è pesantemente disturbata da Plutone e da Marte, con voi va d'accordo e vi fa avere la lungimiranza in amore e negli affari che vi serve per gestire al meglio questa settimana un po' complicata. Acquario, anche voi siete parte di questi aspetti molto complessi di oggi, proprio perché il vostro ospite Plutone è sotto attacco da Marte, ma anche la Luna contribuisce a renderlo nervoso, ma anche il Sole che depaupera di energia inizio lunedì, in cui dovrete fare fronte a molte incombenze, vi servirà un po' il dono dell'ubiquità. Pesci, voi siete esenti da queste tensioni zodiacali, la Luna è vostra amica e anche il Sole, che tendono a darvi energia, seppur flebile oggi, proprio perché sono male aspettati. La saldezza comunque di Saturno, in trigono con Marte, vi farà andare come un treno al lavoro. Il 28 aprile segna una data memorabile per il cinema italiano e internazionale. L'inaugurazione di Cinecittà, il colosso degli studi cinematografici alla periferia di Roma. Questo complesso, diventato una vera e propria fabbrica dei sogni, ha visto nascere alcuni dei film più iconici della storia del cinema, sia italiani che internazionali. Quel giorno, sotto gli occhi attenti di Mussolini, Cinecittà apre le porte e si prepara a diventare la Hollywood sul Tevere. E così fu. Tra gli anni 50 e 60 Cinecittà diventa il set di grandiosi colossal americani come Quo Vadis, Ben-Hur e Cleopatra. Oggi vi racconto la storia di una parola che spesso usiamo per descrivere qualcosa di ovvio e scontato: lapalissiano.
Il termine deriva da un personaggio reale, il maresciallo Jacques de Chabannes, noto come il signore di La Palisse. Questo nobile francese morì in battaglia e la sua morte ha dato origine a un curioso aneddoto linguistico. I suoi soldati, per celebrarlo, composero un canto funebre che recitava più o meno così: il signor di La Palisse è morto a Pavia un quarto d'ora prima di essere morto, egli era ancora in vita. Vi siete accorti di cosa c'è che non va? Il suo contenuto è estremamente ovvio, così con il tempo il nome di La Palisse è stato adattato in lapalissiano per indicare qualcosa di così scontato da non necessitare spiegazioni. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Ci addentriamo oggi nell'arte provocatoria di Francis Bacon. Francis nasce con problemi di asma che lo rendono debole agli occhi di un padre severo. All'età di 15 anni fa coming out e scappa di casa per trasferirsi a Londra. La sua vita prende una svolta artistica quando resta affascinato dai dipinti di Picasso e da quel momento decide che anche lui diventerà un pittore. Ma si rivela ben presto un artista nevrotico, si fissa ossessivamente su amici e amanti che ritrae in serie. I suoi corpi sono rappresentazioni crude, quasi carne in decomposizione, come si evince dal suo noto quadro Two Figures. La sua carriera raggiunge un picco nel 1954 con la Biennale di Venezia. Nonostante l'alta quotazione dei suoi dipinti, si ritrova sempre più indebitato. Ci salutiamo con la frase del giorno. Solo chi osa spingersi troppo lontano scoprirà quanto lontano si può andare. Anche il nostro appuntamento di oggi è volto al termine. Grazie per essere stati con noi. Vi rinnovo l'appuntamento a domani. Come sempre vi aspetto qui, sempre su questi schermi. Buona giornata dalla vostra Martina.